Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Rispetto al Calciomercato, Batman Napoletano. Piccolo avviso, la live non sono riuscita a riprodurla su YouTube, quindi per chi l'ha vista, spero di sì che l'abbiate vista in tutti quanti. Dopo ne rifare un'altra, adesso le 10, ne rifare un'altra e cercherò di collegarla su YouTube. Oh, però vabbè, in questo video andremo a fare, comunque grazie per i 51 iscritti, voglio un mondo di bene. Fatemi raccomando, fate girare sempre il canale. Beh, prima, vabbè, in questo video andremo a parlare della partita tra Moldavia e Italia e Italia versus Estonia. Scusate, Estonia, Norvegia. Allora, la partita di Moldavia-Italia si giocherà alle 20:45 domani sera. Secondo me l'Italia andrà a vincere per 0-1 al ottantesimo. Secondo me un marcatore un po' esotico. Secondo me segnerà Buongiorno. Non è perché per il Napoli e tutto, però secondo me all'80° minuto, con un colpo di testa sul calcio d'angolo, Buongiorno, andrà, a segnare. Poi ci sarà una partita lottata fino all'ultimo che varrà una qualificazione ai mondiali tramite playoff. Quindi se arrivi secondo vai a fare playoff, se arrivi primo passi direttamente. Però poi terza e quarta posizione non si classificheranno, non avranno un posto al mondiale, a prescindere dai playoff oppure no. Tutto si concentra tra le prime due posizioni. Sarà una partita molto lottata, come ribadito, ribadisco, sarà una partita molto lottata. L'Italia suderà molto per vincere. Si spera in una vittoria, ovviamente, e che l'Israele perda. E poi, se tutto va bene, segneremo all'84esimo, come vi ho detto, con Buongiorno, Alessandro Buongiorno, difensore. Poi, se tutto va male, perdiamo 2-3-0 e non ci classifichiamo, cioè non andremo al mondiale per terzo anno di seguito. E noi non andiamo al mondiale dal 2018, se non sbaglio, perché 2018 che siamo usciti ai playoff, quindi sono 4, sono 2, 4, 2022 c'è stato il mondiale che non siamo passati, quindi 4, più 3, 7 anni che non andiamo al mondiale. Se quest'anno, scusate, scusate per l'inquadratura, non ci andiamo, sarà l'ottavo anno che non andremo al mondiale. Se ne parlerà direttamente nel 2030. Ricordo che i playoff si terranno a marzo, febbraio, marzo, più o meno quelli. Poi parliamo della partita Italia contro Norvegia. Secondo me anche questa sarà una partita molto lottata tra le due squadre. Secondo me segnerà, la partita finirà per 2-2. Secondo me segnerà Raspadori che farà doppietta. E poi secondo me segnerà per la nazionale norvegese, segnerà Nusa, che se vi ricordate fu vicino al Napoli. Non mi ricordo adesso se a giugno, cioè se nel calciomercato invernale o estivo. E poi segnerà anche Erling Braut Haaland.
Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo dopo il live e mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao!